Buongiorno, bentrovati col notiziario di prealpina.it che apriamo con la cronaca. Ennesima tragedia in montagna. Un escursionista è precipitato da 2800 metri in Valle Maggia, in Canton Ticino. Sentiamo il servizio di Luca Spriano. Tragedia della montagna in Valle Maggia. Un escursionista di 65 anni ha perso la vita dopo una caduta a circa 2800 metri di quota. È accaduto ieri. Il corpo privo di vita dell'uomo, uno svizzero domiciliato nel Canton Zurigo, è stato ritrovato attorno alle 19:30. L'incidente si è verificato, come spiega la polizia cantonale, in zona Pizzo Cristallina, in territorio di Cevio. Dopo l'allarme si sono attivati polizia cantonale, soccorso alpino svizzero e Rega. Una volta localizzato e raggiunto il 65enne, i soccorritori della Rega non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate. E ancora cronaca, arrestato dai carabinieri uno degli autori del clamoroso furto con spaccata avvenuto a fine marzo a Casciago ai danni di un negozio di biciclette. Sentiamo il servizio. Era stato uno dei colpi più clamorosi messi a segno negli ultimi tempi in provincia di Varese. I ladri usavano un'auto come ariete e sfondavano la vetrina del negozio Gemme Bike di Casciago, asportando 9 biciclette professionali del valore complessivo di 100.000 euro. Il furto nella notte del 29 marzo scorso. Le indagini dei carabinieri di Varese hanno permesso di ricostruire la preparazione e la dinamica del colpo, risalendo all'identità di uno dei ladri. Si tratta di un giovane, appena 18enne, arrestato ora a Potenza su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Varese. È ancora a caccia agli altri responsabili. Nino Caianiello resta in carcere. Il giudice di sorveglianza del Tribunale di Busto Arsizio ha respinto infatti la richiesta del legale dell'ex politico di Forza Italia che aveva auspicato l'affidamento in prova ai servizi sociali. Caianiello è rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio, deve scontare una pena di 4 anni e 10 mesi. Spostiamoci a Schiana dove stanno per iniziare i mondiali di canottaggio, si affiancano eventi collaterali organizzati dal comune di Varese. Vediamo di cosa si tratta nell'intervista al vice sindaco Ivana Perusin, intervista realizzata da Renata Manzoni. Le immagini sono dell'agenzia Blitz. Siamo con il vice sindaco Ivana Perusin per la presentazione degli eventi collaterali al canottaggio che riguardano in prima battuta il lago di Varese. Le chiediamo il peso e l'importanza di questa manifestazione e quindi anche di questo tipo di eventi. Sì, buongiorno a tutti. Allora, devo dire che questa manifestazione sta richiamando un numero davvero importante di persone sul nostro territorio e un numero anche di nazionalità molto importanti. Si parla di più di 62 nazionalità diverse e quindi al di là dell'evento sportivo che rimane ovviamente il cuore della manifestazione, abbiamo pensato di organizzare una serie di eventi collaterali che possano essere di vera accoglienza, un vero segno di ospitalità nei confronti dei turisti. Quindi offriremo 4 serate gratuite con la visita a 4 luoghi importanti del territorio: il Sacromonte, il centro storico, Santa Caterina e l'isolino Virginia, proprio affinché i turisti abbiano la possibilità di visitare il nostro territorio. Vuole essere davvero un segno concreto per le persone che saranno qui in questi 10 giorni così importanti e così internazionali per la nostra provincia. E chiudiamo con lo sport, basket, Varese scatenata sul mercato, arriva la guardia statunitense Markel Brown. Sentiamo il servizio di Giuseppe Sciascia. Esperienza, atletismo, doti varistiche importanti e soprattutto la conoscenza diretta del nuovo coach Matt Brace e del suo sistema run and gun già interpretato con gli Houston Rockets e i Rio Grande Valley Vipers in G League. Tutto questo è Markel Brown, la nuova guardia titolare della pallacanestro varese. 30 anni trascorsi in NBA a Brooklyn e a Houston, esperienze in Eurolega al Darusafaka e in Eurocup al Khimki, le ultime 2 stagioni in Europa, anche se non in Italia, prima in Israele e lo scorso anno in Belgio ad Anversa. Un giocatore esplosivo, ma comunque di sistema, che sarà uno dei punti di riferimento della nuova Varese. Il colpo di mercato più importante dal punto di vista economico, un giocatore che comunque darà anche esperienza con i suoi 30 anni ad un gruppo finora molto giovane.
In arrivo anche la firma di Colby Ross, portando a quota 4 il totale dei giocatori comunque sotto contratto con Varese, diciamo i giocatori stranieri sotto contratto con Varese. Di fatto manca solo l'Alaforte titolare alla chiusura del puzzle. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.